Allora ragazzi, voi siete veterani, avete chilometri di migliaia di chilometri di strada fatta per insegnare a gente, oggi siete studenti, ok? Oggi abbiamo l'opportunità, abbiamo il nostro maestro, ce l'abbiamo qua, grazie a lui oggi imparerete a diventare più artisti, così potrete poi insegnare ad altri. Credo che non abbiamo mai pensato di arrivare a questi livelli, stiamo sfondando un tetto, quindi sono orgoglioso di questa iniziativa. Bando le chiacchiere, possiamo cominciare. Cominciamo con Andrea, quindi andiamo al suo pannello. Allora Andrea, adesso tu devi stendere questo istinto nei tre colori che sappiamo come una pietra contemporanea obliqua. Poi partiamo. Vai. Va bene Andrea, allora lì hai fatto quella riga lì verticale che non ci piace. Massimo, ti dispiace fare una correzione? Andrea, avete visto cosa sta facendo, adesso tocca a voi. Tonino, questo è il tuo pannello. Ognuno di loro farà un colore diverso, che sono gli stessi colori che abbiamo poi usato per il catalogo. Quindi Fabio deve fare questo grigio, Aziz in questo caso fa un'applicazione in verticale, quindi sarà una pietra contemporanea in verticale che poi andremo a disegnare. Paolo fa questo bellissimo blu, non ci riuscirai mai, ma va bene. E Paolo Noto farà questo beige. Se avete domande, il maestro è qua a vostra disposizione. Allora, spieghiamo questo bellissimo trucco di lasciare e non lasciare. Facci vedere qua. Ok, prendiamo un po' di bianco istinto, bagniamo il supporto prima e diamo una venatura un po' più bianca per dare profondità al marmo. Aiuto? Sì, una spruzzata, ok? Oppure qua, scusa Andrea. Ok. Smogliamo un po'. Trucchi importanti questi, Adesso lui dà su, dà e toglie, perché il marmo è fatto di tante trasparenze, quindi, no, non parlo io, quindi ecco che lui fa queste macchiature, le lascia, poi le tira in modo che si formino queste sovrapposizioni e queste trasparenze. Sì, allora metti un po' di colore in modo irregolare, così saltellando, ok?
questo è un passaggio molto importante perché alla fine ci saranno delle sovrapposizioni di colore che sarà la caratteristica del marmo, cioè vedere diverse sovrapposizioni cromatiche in modo irregolare, quindi facendo questi salti, queste composizioni un po' circolari è la caratteristica del marmo perché è caratterizzato da questa formazione di pietre, piccole pietre che poi alla fine lucidandolo tutte queste sovrapposizioni che tu hai fatto gli daranno la profondità. Il marmo, perché il marmo è naturale, quindi ha tutte vene che sono una diversa dall'altra e quindi abbiamo bisogno di queste sovrapposizioni. Questo è il trucco. Ok? È ora gli diamo una botta, lo compattiamo, ricordati di lasciare questi colori differenziati, quindi se ti viene del materiale in più toglielo e buttalo via. Allora, qui abbiamo lucidato, però c'è un trucco che ci vuoi raccontare, giusto? Sì, un trucco perché durante la compattatura si è perso il bianco, quindi la zona chiara. Possiamo riprenderla in modo tranquillamente, non abbiamo nessun tipo di problema. Con istinto, sempre, aggiungiamo un po' d'acqua, lo rendiamo molto più fluido. Vuol dire si può sempre ritoccare finché non siamo soddisfatti, sì, giusto? Possiamo sempre riprendere alcune zone, sia col chiaro che con lo scuro. Sia col chiaro che con lo scuro, interessante. Quando saremo finalmente soddisfatti, allora ci fermiamo e andremo a fare le vene più piccole. Questo lavoro si può fare anche con il nero. Se vogliamo dare in qualche zona un po' di nero in più, in questo caso possiamo fare anche un po' di nero che si inserisce dentro questa vena bianca, quindi possiamo fare queste sovrapposizioni che sono la caratteristica del marmo. Trucco importantissimo. Adesso entriamo nel cuore del lavoro perché dobbiamo fare le venature e qui devi raccontarci come funziona. Le venature, ormai abbiamo un'impronta che ci è stata data nei primi passaggi di istinto, quindi noi dobbiamo ormai seguire quello che abbiamo fatto e in questo caso noi prendiamo il bianco diluito e andiamo a riprendere tutte le zone che già appunto nel passaggio precedente abbiamo fatto. Facci vedere perché mi sa che più che le parole saranno i fatti. Ma veramente sembra facilissimo, basta sbagliare. Sì, effettivamente bisogna cercare di farlo il più disomogeneo possibile, quindi non dare regolarità. Bisogna sbagliare per farlo bene. Andando intorno alla macchia che si era preceduta. Certo, la macchia è già una traccia che noi dobbiamo quasi obbligatoriamente seguire ormai. Quindi... Perfetto, bene, avanti. Questo cos'è, questo gesto? Mi sono accorto di aver messo un po' di bianco in eccesso, quindi troppo definito. Con la mano io gli ho dato un colpo, con la mano, con la spugna, uno può farlo, a me è venuto con la mano, e quindi ho annullato quella perfezione appunto della linea. Ok, allora il bianco l'abbiamo fatto, adesso col nero cosa fai?
Col nero adesso dobbiamo guardare il pannello, l'immagine e capire cosa vogliamo rafforzare come scuro. Allora, quindi determinare delle zone più definite, così. Bene ragazzi, abbiamo finito. Mi sembra che per essere la prima esperienza vedo delle facce soddisfatte. Questo mi fa piacere, eravate un po' terrorizzati, però il Massimo qua ci ha aiutato molto. Come sono stati? Beh, conoscevamo tutti i tuoi tecnici, tutti bravissimi, quindi non c'era, sapevamo che sicuramente avrebbero avuto dei belli risultati. Io sono soddisfatto perché vedo che c'è molta passione in loro per fare realizzare questo effetto e a me piacciono tutti i pannelli che hanno fatto. C'è da migliorarsi sempre, per tutti. Questo è sicuro. Va bene ragazzi, bravi, complimenti.